Da oggi in piedi il telamone nella Valle dei Templi, una cerimonia solenne per l'occasione. Dopo la Sardegna, il centro-sinistra sogna la svolta in Sicilia. Alta tensione in Consiglio Comunale tra l'opposizione e il sindaco favarese Antonio Palumbo. Dal 4 marzo nuovamente chiuso lo svincolo di Enna sulla Palermo-Catania. All'Istituto Gallo di Agrigento in cattedra lo chef Pietro Latorre. Benvenuti su TVA Notizie. Telamone in piedi nella Valle dei Templi, un grande giorno per il Parco Archeologico di Agrigento. La cerimonia questa mattina alla presenza del Presidente della Regione Renato Schifani. Arturo Cantella. Direttore, parliamo di questa giornata, una giornata importante oggi che vede questa opera. Ecco, da cosa nasce l'idea di realizzare questo importante... Nasce dall'approfondimento dello studio iniziato nel 2004-2005 con la direzione dell'architetto Pietro Mele. Da lì nasce l'approfondimento sul santuario di Zeus e sul tempio di Zeus, quindi con lavori fatti con l'Istituto Germanico si perviene oggi, dopo averlo finanziato con i fondi del parco, si perviene alla musealizzazione di una parte di questo progetto, quindi il percorso altare-tempio, la messa in piedi di un telamone i cui pezzi sono stati, dicevo, raccolti e catalogati in questo studio fatto con l'Istituto Germanico. Oggi è un punto di partenza dove possiamo ammirare nella sua fierezza e nella sua essere verticale parte di quel telamone che costitueva uno degli elementi principali del Tempio di Zeus. È stata un'operazione difficile questa? È stata, insomma, abbiamo messo un po' di tempo, abbiamo approfondimenti scientifici, poi c'è stata l'esecuzione materiale delle opere con tutte le cautele del caso, insomma siamo arrivati alla fine. Ecco, che valenza turistica avrà per la Valle dei Templi? È un tassello che va a completare un'offerta di valorizzazione ampia, è un inizio di una valorizzazione di quest'area per la quale il parco già ha investito dei fondi e per il quale ci sarà l'apertura nei prossimi mesi di un centro culturale allocato dove vi era l'ex punto di ristoro. Lì ci sarà la realtà aumentata che riguarda l'area archeologica del santuario di Zeus e del tempio di Zeus, e infine la piazza si aprirà a degli eventi culturali in estate per poter permettere in collegamento, quindi anche fisicamente ci sarà l'abbattimento della barriera che separa piazzale Articastel e area di Zeus, quindi una più ampia valorizzazione di una parte di parco che era poco valorizzata. Oggi anche la presenza del Presidente della Regione, diciamo, per onorare questo momento. Il Presidente della Regione, che ringrazio perché ha sostenuto questo progetto, e averlo qui oggi nell'inaugurazione è motivo di orgoglio per tutti noi, e gliene sarò sempre grato per quello che sta facendo e per quello che comunque fa per questo territorio e fa anche per la Valle dei Templi. Assessore, oggi qui ad Agrigento per questa inaugurazione di questo nuovo tempio di Telamone, questa statua, insomma, si è fatto un lavoro importante, voi avete fatto anche la vostra parte ovviamente. Stiamo lavorando per questo, l'evento di oggi stimola il governo regionale a fare sempre di più, siamo alla vigilia di un grande evento per Agrigento Capitale della Cultura e già stiamo lavorando per fare in modo che la comunità internazionale scientifica conosca il nostro patrimonio in un anno che sarà per noi importantissimo. Quello di oggi è uno stimolo a fare sempre di più, ad essere consapevoli di essere tutori di un patrimonio unico al mondo, che non soltanto dobbiamo valorizzare ma far conoscere a tutti i turisti che possano venire a trovarci. Conoscere queste realtà, la Regione si impegna in questo, si impegnerà finanziariamente, si impegnerà con le proprie migliori energie, facendo in modo che anche campagne promozionali a livello nazionale possano essere trasmesse a tutti gli italiani, perché possano conoscere attraverso i media nazionali ed internazionali le bellezze della nostra Sicilia.
Presidente, insieme alla valorizzazione dei progetti turistici c'è il tema anche delle infrastrutture, che è fondamentale, perché non si possono portare i turisti in Sicilia senza dotare l'isola di infrastrutture, a cominciare dalla viabilità. Ci occuperemo molto da vicino della sistemazione della Palermo-Agrigento. A giorni avrò un incontro con il Ministro, anzi con l'amministratore delegato dell'ANAS, per fare il punto sulla Palermo-Agrigento. Voglio ricordare comunque come settimane or sono abbiamo inaugurato con l'assessore, con RFI, il veloce treno che collega la città di Agrigento all'aeroporto di Punta Raisi, strumentale a raccogliere quella massa turistica che presumiamo arriverà in occasione dell'anno nuovo. Oggi inizia Agrigento per la cultura, da oggi parte il progetto Agrigento per la cultura. Da oggi, diciamo che il battesimo lo definisco oggi, da oggi parte la sfida per fare sempre meglio, la sfida dell'orgoglio, ma la sfida anche dell'impegno. Le terme di Acireale e Sciacca. Ne ho parlato, sto lavorando ad embrionalmente a un progetto, ma sostanzialmente lo trasformeremo in una elaborazione più strategica, perché l'impegno del governo regionale entro questa legislatura è arrivare alla riapertura di queste due importanti realtà. È assurdo, inconcepibile che due patrimoni così importanti, così significativi siano chiusi in stato di abbandono da troppi anni. Questo il governo regionale non intende ancora continuare a perpetrare. Il mio impegno, l'impegno del governo è quello di individuare risorse, che individueremo certamente, e le procedure per poi non soltanto migliorarle e realizzare le migliori infrastrutture, ma occuparci poi dell'effetto gestione, come ho detto poc'anzi. Non basta realizzare, il pubblico poi deve fare il pubblico, il privato dovrà fare il privato. Poi dovremo trovare un partner, attraverso naturalmente evidenza pubblica, che si assuma la responsabilità della buona, sana e corretta gestione dei beni della regione. Oggi è una giornata importante per Agrigento, ma per tutta la Sicilia. Il gigante di pietra è nuovamente in piedi, a testimonianza dello straordinario lavoro che si sta facendo con i beni culturali per Agrigento, un nuovo modo di poter raccontare il Tempio di Zeus, dopo lo studio fatto, lo studio germanico, testimonianza proprio attiva di come si può vedere e immaginare il Tempio di Zeus ai giorni d'oggi. Siamo molto contenti e soprattutto questo sarà un elemento in più per far visitare la Valle dei Templi, che come sapete bene ha già fatto qualche mese fa 1 milione di visitatori. Solo una puntualizzazione, questa non è una stilosi, è un intervento di musealizzazione, una cosa diversa, nel senso che comunque sia è un intervento totalmente reversibile, non c'è la sovrapposizione degli elementi, in maniera tale da avere incompatibilità anche con i materiali. È una musealizzazione che prevede, come dicevo, la totale reversibilità, potremmo definirla tranquillamente una musealizzazione temporanea, domani si può smontare tutto e rimontarlo dove si riterrà più opportuno. Però vorrei precisare anche un'altra cosa, che questo intervento fa parte di un più ampio intervento di musealizzazione dell'intero Tempio di Zeus, un tempio maestoso, enorme, spesso si fa questo paragone è grande quasi quanto un campo di calcio, forse di più, o per meglio dire forse ricordando anche Winkelmann, quel famoso topos, come una persona stava comodamente all'interno di una scanalatura del tempio. Il telamone fa vedere in parte quanto era grande. Considerate che i fianchi erano alti più di 30 metri, il telamone è alto quasi 8 metri e al frontone si arrivava quasi a sfiorare 40 metri di altezza. Però vi dicevo, è importante anche sottolineare una più ampia musealizzazione del tempio stesso, che in questo caso ha previsto proprio l'esposizione del telamone, il posizionamento sotto un'area poco distante dei pezzi scultori più importanti e l'apertura anche del varco che collegava il tempio all'altare, in maniera tale da dare veramente un'idea complessiva di quello che era il santuario di Zeus. Sindaco, una dichiarazione su questo momento, anche su quello che ha detto il Presidente su Capitale della Cultura e anche sulla festa del mandorlo. Oggi è un giorno epocale, avete visto, abbiamo messo su questo telamone, è un segno di forza, rappresenta l'uomo, rappresenta l'intera Sicilia che si erge, che non vuole rinascere ma vuole migliorare, deve migliorare sicuramente. Il Presidente ha anche accennato sul mandorlo in viola, il mandorlo in viola diventerà una festa internazionale, lo vuole tanto il Presidente. Penso che oggi si segna quel passo inaugurale, quel battesimo del progetto di Agrigento Capitale Cultura 2025.
Cambiamo argomento. Malgrado il minimo scarto con il quale in Sardegna ha vinto Alessandra Todde, in Sicilia la sinistra spera si possa ripetere l'alleanza PD 5 Stelle. Margherita Truppiano. La vittoria ottenuta in Sardegna dona una rinnovata spinta al centro-sinistra che dopo il successo registrato ricarica le batterie e spera, tramite lo stesso schema, di riconquistare posizioni di gestione dei punti chiave del governo. Un primo immediato riscontro potrebbe aversi dalle amministrative che si svolgeranno in alcuni comuni della Sicilia in primavera. Gela è uno di questi e potrebbe essere teatro della ufficiale stretta di mano tra PD e 5 Stelle per la sigla di un accordo che nel caso specifico vedrebbe anche il sostegno di Cateno De Luca con il suo Sud chiama Nord. La coalizione di centrosinistra però non si ferma a questo, anzi forse le amministrative sono solo un test in vista di un più impegnativo percorso da attivare in vista del 2027, quando dovrà essere rinnovata la governance della regione siciliana. Ma ci sarà da risolvere un nodo spinoso. Il PD chiede di esprimere il candidato alla presidenza della regione, ambizione che ha anche il Movimento 5 Stelle e perché no Cateno De Luca, che da sempre ha il pallino di diventare il sindaco della Sicilia. Vedremo. Dal 4 marzo verrà nuovamente chiuso lo svincolo di Enna sulla A19 Palermo-Catania, sia in entrata che in uscita. Le rampe saranno chiuse fino al 31 maggio. E non mancano i malumori, visto che l'ANAS aveva a suo tempo comunicato la conclusione dei lavori entro il mese di ottobre dello scorso anno, e dire che l'annuncio era stato fatto nel corso di un apposito incontro in prefettura. Come avete sentito nei titoli, alta tensione a Favara tra i consiglieri di opposizione e il sindaco Antonio Palumbo. Il servizio di Giuseppe Moscato. Continua lo scontro in Consiglio Comunale tra gli esponenti dell'opposizione, che hanno una schiacciante maggioranza numerica in aula, e il sindaco Antonio Palumbo e la sua amministrazione comunale, che può contare al suo sostegno di soli 3 consiglieri. Ieri sera ancora toni accesi e scontro personale che è andato al di là del semplice contrasto politico, con protagonista il consigliere comunale Alessandro Pitruzzella da una parte e il primo cittadino dall'altra. Lo spunto è stato dato dalla discussione di alcune interrogazioni che sono state prelevate dal loro posto nell'ordine del giorno per essere trattate prima, relative a tributi, tari, verde pubblico e pavimentazione di piazza Cavour. Dalla discussione politica si è passati anche alle accuse personali che hanno travalicato il normale confronto. Alla fine della discussione, non sappiamo se per questo scontro o perché non c'era intenzione di continuare la seduta, è venuto a mancare il numero legale per la fuoriuscita di diversi consiglieri comunali e la conseguente caduta della seduta, con il Consiglio Comunale che per trattare gli altri punti inevasi, tra cui un debito fuori bilancio su cui grava un decreto ingiuntivo, dovrà essere riconvocato dalla Presidente Miriam Mignemi. In merito si registra una nota dei capigruppo consiliari di Favara per i Beni Comuni e Partito Democratico, rispettivamente Pasquale Cucchiara e Salvatore Bellavia, che esprimono un profondo rammarico per il fatto di non essere riusciti per l'ennesima volta a sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale di Favara le loro proposte di indirizzo politico. Purtroppo alcuni colleghi abusano della possibilità di modificare in aula l'ordine del giorno, peraltro spesso condiviso in conferenza dei capigruppo, per discutere solo ed esclusivamente i punti che interessano la parte più dura dell'opposizione, si legge nella nota dei due. Tra l'altro, purtroppo frequentemente, queste discussioni di natura ispettiva degenerano nei modi e nei toni fino a violare il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, tanto che i nostri richiami risultano vani. Le mozioni presentate dai 2 esponenti politici riguardano
La manifestazione di contrarietà al progetto per la realizzazione di una nuova condotta di adduzione idrica alla diga San Giovanni, presentato alla Regione da parte del Consorzio Piana Delicata, il monitoraggio e il controllo dell'illuminazione pubblica e la risoluzione del conflitto israelo-palestinese. Una notizia di cronaca: 2 denunce dei carabinieri a Favara per abbandono di rifiuti, e anche per Agrigento si chiedono maggiori controlli contro gli incivili. Margherita Trupiano. A Favara è costata una denuncia a 2 cittadini l'avere gettato per strada i rifiuti. I militari della locale tenenza, nel corso del controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà 2 cittadini sorpresi a gettare sacchi di rifiuti domestici indifferenziati lungo il ciglio della strada. Un'attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, costantemente condotta e finalizzata alla repressione dei reati in materia ambientale nonché all'illecito smaltimento dei rifiuti. I carabinieri hanno inoltre accertato che la via cittadina ove sono stati sorpresi 2 era diventata luogo di abbandono di rifiuti domestici e per questo hanno segnalato l'area al Comune e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente affinché si possa procedere alla bonifica e la classificazione dei rifiuti. Dall'ottobre del 2023, infatti, è entrata in vigore la legge 137 che stabilisce l'applicazione di una sanzione penale, non più quindi amministrativa, in caso di abbandono dei rifiuti compiuto da cittadini. E proprio in questi giorni lo spregevole fenomeno sembra avere preso vigore anche ad Agrigento. Numerose sono state a tale scopo le segnalazioni pervenute alla nostra redazione per una consistente presenza di rifiuti abbandonati lungo il ciglio della via Alfredo Capitano e la via degli Imperatori, dove sarebbe per questo auspicabile un maggiore controllo. Cumuli di ghiaccio nel quartiere di Fontanelle, dove ieri una forte grandinata in pochi minuti ha ricoperto le strade, creando difficoltà alla circolazione stradale. Ancora questa mattina, come vedete nelle foto, tra la via Alessio Di Giovanni e il viale Sicilia si nota la coltre di ghiaccio ai bordi dei marciapiedi, un panorama tipicamente invernale che è raro vedere nella zona. Corsi di primo soccorso nelle scuole di Messina, la proposta di Forza Italia, il servizio da Messina. Parte dalla città di Messina una proposta di legge arrivata alla Camera. La proposta riguarda l'introduzione del primo soccorso nelle scuole, anche detto Basic Life Support. Riguarda le pratiche di sostegno di base alle funzioni vitali che comprendono la rianimazione cardiopolmonare, ovvero massaggio cardiaco e ossigenazione, a volte comprende anche l'utilizzo del defibrillatore. Queste manovre, se effettuate tempestivamente, possono diminuire le probabilità di morte e di danno cerebrale. Matilde Siracusano, sottosegretario ai rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo ad una conferenza stampa organizzata a Montecitorio per presentare la proposta di legge disposizioni concernenti l'organizzazione di corsi di primo soccorso presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado, ha affermato: l'obiettivo della nostra proposta di legge è quello di diffondere quanto più possibile la cultura del primo soccorso nel Paese e per farlo siamo convinti che si debba partire dai più giovani e dalle scuole. Vogliamo intervenire sulle studentesse e sugli studenti durante il loro primo percorso formativo affinché sia loro trasmessa la conoscenza delle tecniche elementari del primo soccorso. Ringrazio il movimento giovanile di Forza Italia che ha fortemente voluto questa proposta di legge e Maria Fernanda Gervasi, coordinatrice dei Giovani Azzurri di Messina, che con il suo prezioso lavoro ha ispirato questa importante PDL. Sono felice che oggi una giovane donna messinese sia al mio fianco qui alla Camera dei Deputati per illustrare uno dei frutti del suo impegno politico portato avanti tanto nella nostra città quanto a livello nazionale. I ragazzi, questo è il nostro convincimento, devono avere le competenze tali che permettano loro di intervenire in caso di necessità per aiutare concretamente chi si dovesse trovare, per qualsiasi ragione, in pericolo di vita.
A scuola, come negli ambienti di lavoro, chiunque può essere colto da un malore o subire un trauma grave ed è indispensabile che ci sia qualcuno nelle immediate vicinanze in grado di intervenire avendo a disposizione una cassetta degli attrezzi fatta di nozioni e conoscenze che gli permettano di essere determinante. Forza Italia ritiene che questa sia una proposta di legge di civiltà che possa essere positivamente valutata trasversale in Parlamento e che, ne sono certa, una volta approvata sarà accolta con entusiasmo dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi, ha concluso Matilde Siracusano. E restiamo a Messina, dove il comitato Invece del Ponte, assai critico sulla realizzazione del ponte sullo Stretto, vuole partecipare al tavolo tecnico. Vediamo. Il comitato Invece del Ponte, Cittadini per lo sviluppo sostenibile dell'area dello Stretto, critica e risponde alle affermazioni dell'amministratore delegato della Stretto di Messina SPA, Pietro Ciucci, relative al ponte sullo Stretto di Messina. Ciucci, nei suoi incontri, parla di assoluta trasparenza, scrive il comitato, per un progetto che è stato finora occultato perfino al Parlamento. Racconta bugie quando dice che il punto di non ritorno è stato superato con l'approvazione della relazione di aggiornamento il 15 febbraio. Mortifica così le istituzioni che, dall'approvazione definitiva del progetto, portano la responsabilità la Conferenza dei Servizi, il Ministero dell'Ambiente e l'intero governo e CIPES. Per Ciucci questi organi istituzionali dovranno solo approvare documenti sui quali non potranno avere niente da ridire, rappresenterebbero così un mero passaggio tecnico per il compimento di un atto dovuto. In realtà Conferenze e Servizi, Ministeri e CIPES dovranno valutare con tutte le competenze il progetto e, come già accaduto 10 anni fa, potrebbero negare la compatibilità ambientale. La Conferenza dei Servizi, infatti, costituisce il soggetto istituzionale su cui ricade l'onere di esaminare in maniera approfondita la progettazione e le sue ricadute complessive, generali e locali, economiche, finanziarie, sociali, ambientali e territoriali, e di porre in essere la valutazione di impatto ambientale. Stante quanto precede, l'associazione Invece del Ponte, Cittadini per lo sviluppo sostenibile dell'area dello Stretto, appresa la notizia del recente insediamento di un tavolo tecnico cittadino in relazione al progetto del ponte sullo Stretto di Messina, chiede di parteciparvi al fine di condividere col tavolo e con l'amministrazione comunale analisi, valutazione, studi e considerazioni sull'infrastruttura. È il momento di esserci, continua il comitato, di dare voce a un'opinione pubblica, locale e nazionale, sempre più consapevole e contraria a questa infrastruttura costosa, inutile e dannosa. È il momento per chi ritiene di voler tutelare l'interesse collettivo di farla sentire e di farla valere questa voce. Per queste motivazioni l'associazione Invece del Ponte ha avanzato al sindaco formale richiesta per essere inserita nel tavolo tecnico cittadino che del ponte valuterà l'impatto sulla città. Tendono ora fiduciosi una sollecita risposta da parte del primo cittadino della città metropolitana di Messina. All'Istituto Niccolò Gallo di Agrigento per la formazione 2024 sale in cattedra lo chef Pietro Latorre. Arturo Cantella. Oggi incontro al Niccolò Gallo con lo chef Latorre, ecco, una serie di incontri che vanno avanti con l'associazione Cuochi per portare anche un nuovo modo di come si fa insegnamento nelle scuole. Sì, una serie di incontri e una serie di opportunità validissime per i nostri ragazzi. Oggi abbiamo una presenza di eccezione, lo chef Latorre, parleremo di banqueting, un argomento molto interessante per i nostri ragazzi dell'indirizzo enogastronomico e dell'ospitalità alberghiera e ne parleremo ad altissimi livelli e soprattutto in maniera operativa. Il nostro auditorium oggi si è trasformato in una vera e propria cucina e saranno date anche delle opportunità dal punto di vista delle competenze, delle abilità ai nostri ragazzi, ma soprattutto la cosa che più ci entusiasma come scuola è il fatto di avere una testimonianza diretta di una persona che ha fatto della sua passione il lavoro e l'ho fatto raggiungendo altissimi livelli. Lo chef Latorre è una delle eccellenze del nostro territorio nel campo della ristorazione, quindi i ragazzi avranno modo di confrontarsi con testimoni di qualità.
e ciò è importante anche per l'orientamento. La scuola ha una sua vision particolare, che è quella di dare ai ragazzi la capacità di operare delle scelte consapevoli, e per essere consapevoli devono avere alla base le conoscenze. Vogliamo fornirle queste conoscenze realizzando delle opportunità formative che si coniugano perfettamente con le lezioni didattiche svolte nelle aule. Sono momenti di apertura al territorio, e ne seguiranno anche altri nei prossimi giorni, anche con dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni che illustreranno anche aspetti dal punto di vista amministrativo finanziario nel mondo del lavoro. Questo perché vogliamo che la nostra alternanza scuola-lavoro, adesso PCTO, sia veramente qualcosa di utile per i nostri ragazzi e permetta di capire il loro progetto di vita. Gli incontri continuano, sono incontri importanti organizzati dalla vostra associazione? Sì, allora noi dall'associazione ci spendiamo tantissimo nel territorio, facciamo tante attività, ma principalmente l'obiettivo nostro è quello della formazione, formare i ragazzi perché poi domani li spenderanno quando andranno a lavorare. E oggi abbiamo già un personaggio che in tutte le sue abilità potevano andare anche all'estero e quant'altro, ma si spende nel territorio con delle ricette importanti, come diremo durante il corso. Oggi qui questo incontro con gli alunni del Gallo l'enogastronomico, ecco, quale sarà il messaggio che lei vuole mandare ai ragazzi anche in vista di un approccio futuro nel mondo del lavoro? Diciamo che l'approccio che è fondamentale per questi ragazzi è quello di cercare di incentivare la passione per questo lavoro, perché purtroppo questo è un lavoro che senza passione non riesci a portare avanti, perché è un lavoro dove purtroppo il sacrificio è messo in prima fila. E dico quello ai ragazzi, dico questo qua, dico se riusciamo a trasmettere quello che è l'entusiasmo, perché dopo l'entusiasmo viene attraverso la loro voglia di voler apprendere queste cose. Noi siamo da questa parte perché cerchiamo una testimonianza della mia storia, della mia vita, 50 anni di storia, una famiglia povera dove materialmente si è realizzato attraverso il sacrificio della vita, nessuno mi ha dato niente, è stato tutto voluto attraverso il lavoro in continuazione questo qua. E oggi stare qua e dare un messaggio a questi ragazzi per far sì che questo messaggio diventi un futuro diverso per il nostro mondo. Come ben sapete il nostro mondo è un po' in crisi, nel senso abbiamo un vivaio dove il vivaio purtroppo di ragazzi non ci sono pochissimi ragazzi che fanno questo lavoro. Chi va alla scuola alberghiera consiglia, noi abbiamo una grossa percentuale che non fa questo lavoro, che non si capisce perché si fa questo studio, Ecco. Oggi, come tante volte che l'abbiamo fatto, siamo messi in gioco per dire ok ragazzi, svegliamoci, è un mondo meraviglioso, un mondo stupendo, un mondo che ti dà la possibilità di guadagnare 1.500 euro, ma è un mondo dove guadagni anche 4, 5, 6 mila euro, e sei tu a voler dire quanto io voglio guadagnare in funzione della tua bravura, questo qua. E questo è il messaggio che voglio comunicare a questi ragazzi oggi. Ecco, fattivamente quale sarà, cosa farà vedere in queste 2 ore di lezione? Allora, diciamo che l'evoluzione dal mondo della ristorazione al mondo del catering. Io nasco come storia da un mondo della ristorazione, passo negli anni 87 nel mondo della banchettistica, nel 92 inizio a fare catering, io faccio dal 92 finora ancora faccio catering. Il fatto che il mondo del catering, il mondo della ristorazione, il mondo della banchettista c'è stata un'evoluzione, si è rimodernato. Tra la tecnologia che ci ha dato un grande mano d'aiuto, nel senso cottura a bassa temperatura, sottovuoto, quello che è la cosa fondamentale, che in cucina noi non buttiamo niente completamente, e questo è il messaggio che voglio dare. La cucina, con tutto il rispetto di questo mondo, che può essere il bignè, può essere tutto quello che è la nostra tradizione, però oggi c'è un'evoluzione completamente diversa. Nella semplice fare un po' di sugo, un po' di salsa di pomodoro, che io ho un grande rispetto perché racconto la nostra storia, il pomodoro che fa parte della nostra cultura. Allora, quando noi parliamo della nostra cultura, che è una semplice pasta al pomodoro, quel pomodoro, se si fa con amore, vi posso garantire che il pomodoro diventa un impatto di grande importanza. Ma la cosa più bella è quale discorso, è che bisogna comunicare a questi ragazzi che il pomodoro tra aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre non è una filosofia completamente diversa, deve estrapolare quelle sentore in quell'istante, perché non abbiamo la piena stagionalità. Allora in questo momento, se facciamo una salsa di pomodoro, che il pomodoro contiene molto semina all'interno, diventa sgradevole, bisogna capire esattamente come fare rendere particolare questa salsa di pomodoro. Allora tutto questo mondo è entrato nel mondo della banchettistica di qualità, questo qua.
È tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.